Due li ha battuti dalla parte opposta. Filippi con il destro. Caverzan. In mezzo, colpo di testa da parte di Scarpa, era troppo sul secondo palo. E allora Filippi. Comunque Cittadella si mantiene costantemente, devo dire, in attacco. Messo giù, calcio di rigore. Minuto, 20esimo, mezz'ora. Caverzan contro Brancaccio. Attenzione. Questo rigore può essere decisivo. Caverzan con il sinistro. Parte lui. Gol! Gol! Andrea Caverzan pareggia i conti. Il Cittadella è qualificato per la finale. Incredibile. Caverzan, mezz'ora di gioco dagli 11 metri, trafigge Brancaccio e porta il vantaggio senza difficoltà. Pallone in avanti dalle Nogare, non c'è più Caverzan. Attenzione, Brancaccio fuori, rischia, non può sbagliare, non può sbagliare.